Ciao, sono Cristina ed ho una malattia genetica rara. Che cosa ho in mano? In mano ho dei farmaci e qui ne ho altri e qui ho degli integratori. Io volevo ringraziare Elena. E chi è Elena? Elena è di Madrid, però è veneta e mi ha fatto questo regalo di Natale. Mi ha inviato dei farmaci che io, tipo questo in Italia, il Keratosept, è un collirio per gli occhi, costa 20 euro circa a confezione. È difficile fare questo video. È difficile perché è un argomento che mi fa molto arrabbiare ed io ho problemi di gestione della rabbia, sono molto impulsiva e questo argomento è una cosa che mi fa star male. Io volevo ringraziare Elena e tutte le persone che mi stanno supportando anche per questo motivo. Io vorrei sapere perché in Italia ci sono persone che hanno un'invalidità, delle esenzioni e non pagano i farmaci e delle persone come me che invece hanno delle esenzioni magari riguardo le visite e pagano ed hanno sempre pagato tutti i farmaci. A me sta cosa che in Italia ci sono delle leggi, però sono soggettive, mi ha sempre fatto arrabbiare tanto. La tristezza viene dopo, perché mi rendo conto che la burocrazia ti fa diventare matta. Io vorrei capire in base a cosa si fanno queste differenze, vorrei capire il perché, vorrei sapere il motivo e vorrei che le cose siano giuste, uguali per tutti. I social possono essere una cosa sia negativa che positiva come tutte le cose del mondo. E a me far video, anche se oggi sto male e vi sto parlando, mi aiuta molto. È come una cura per me parlarvi, far video. E quando succedono queste cose io mi commuovo perché mi fanno ricredere nell'umanità, no? Che c'è ancora dell'empatia, ci sono ancora delle persone buone che fanno delle cose senza chiedere niente in cambio. E nonostante la società, le leggi, la politica, tutto sia, è quello che è e non possiamo fare niente,